Buona giornata con l'informazione su Media News. Apriamo il giornale con in primo piano le grandi opere. L'Unione Europea sul caso TAV avverte, l'Italia chiarisca. Sull'alta velocità Torino-Lione la maggioranza giallo-verde mostra di essere coesa soltanto sull'opportunità di rinviare ogni decisione. Così in aula la Camera Movimento 5 Stelle e Lega hanno fatto muro contro la proposta delle opposizioni di votare subito le mozioni che impegnano il governo a non chiudere i cantieri del TAV affossati dall'analisi costi-benefici commissionata dal ministro grillino per le infrastrutture Danilo Toninelli. L'aria che tira in Parlamento indica un lungo periodo di melina sulle infrastrutture di collegamento veloce tra Italia e Francia. Dall'Europa intanto, che sta finanziando una parte consistente dell'opera, arrivano visibili segnali di impazienza e richieste di chiarimenti. E così il premier Giuseppe Conte, che sottolinea come l'analisi tecnica non può essere definita di parte, tocca un difficile punto di equilibrio. Il governo si muoverà nelle prossime settimane per giungere a formulare una complessiva decisione politica che non sarà condizionata da posizioni preconcette. All'attacco all'Europarlamento sul Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, serafico e confermando la sua fama di incassatore, il Premier risponde con decisione e pacatamente. È stato il canto del cigno. Eppure quegli insulti hanno materializzato l'immagine di un'Italia accerchiata, isolata dagli alleati storici. Nonostante il paradosso per il quale le parole più dure sono state pronunciate da Guy Verhofstadt, il leader liberale europeista belga che 2 anni fa aveva trattato a lungo un accordo con i 5 Stelle per farli entrare nel suo gruppo ALDE. Lo spettacolo di martedì ha mostrato quanto tempo politicamente sia passato da allora, ma anche soltanto da dicembre, quando Conte riuscì a concludere una mediazione difficile con le istituzioni europee, evitando una procedura di infrazione contro l'Italia a causa della sua manovra economica. Esito che peraltro sembrava quasi inevitabile. In primo piano Silvio Berlusconi, ieri ospite di Stasera Italia su Rete 4, alza ancora i toni in vista dell'inizio della campagna elettorale per le europee, confermando che Forza Italia non cambierà il nome. A proposito di quanto sta accadendo nel Partito Democratico riguardo il manifesto europeista lanciato dall'ex ministro dello sviluppo del governo Renzi e Gentiloni, Berlusconi commenta a sorpresa di non conoscere personalmente Calenda, ma di condividerne molti punti da lui espressi. Attaccando la parte di esecutivo guidata dal Movimento 5 Stelle, il leader azzurro ha spiegato che bisogna affidare il governo a persone esperte, imprenditori professionisti nell'area di Forza Italia, persone che hanno dimostrato nel tempo con il lavoro di saper raggiungere i loro obiettivi. L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non nasconde le critiche rivolte all'attuale governo, ribadendo che Conte è succube dei 2 vice premier Di Maio e Salvini, pur riconoscendogli lo stile, la classe, l'eleganza e la correttezza di Giuseppe Conte in qualità di gentleman internazionale. Siamo agli esteri. Sanchez travolto, la Spagna verso il voto, gli indipendentisti con la destra, governo sconfitto sulla finanziaria. Domani decisione sulle elezioni. Ieri il premier socialista Pedro Sánchez ha subito una dura sconfitta in Parlamento dove è stata bocciata la legge finanziaria. Venerdì, dopo il Consiglio dei Ministri, il premier dovrebbe annunciare la data delle nuove elezioni. Dal 2 giugno del 2018, ricordiamo, Sánchez è a capo di un governo di minoranza appoggiato dagli indipendentisti catalani che ora gli hanno tolto la fiducia dopo l'inizio del processo ai 12 leader catalani per il referendum considerato illegale e la proclamazione dell'indipendenza. Lo scorso 1 giugno il Parlamento spagnolo aveva approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora premier Mariano Rajoy dopo la sentenza del cosiddetto caso Gürtel, uno scandalo di corruzione e fondi neri che ha coinvolto alcuni esponenti di primo piano del Partito Popolare. Cari amici, siamo all'economia, all'Italia Ferrovie dello Stato con Delta EasyJet, lo Stato nel capitale della compagnia. Vertice con Conte, Tria e Di Maio, oggi l'incontro al Mise con i sindacati. Il Ministero del Tesoro è disponibile ad entrare nel capitale di Alitalia, con Ferrovie dello Stato che avvia trattative in esclusiva con Delta Airlines, ricordiamo seconda più grande compagnia al mondo per passeggeri trasportati, ed EasyJet seconda low cost d'Europa. Comincia così a comportarsi l'assetto societario della nuova compagnia che torna ad essere pubblica.
La quota di maggioranza resterà in mano allo Stato con un 15% del Tesoro, un 15% di altre due aziende pubbliche, il 30% di Ferrovie dello Stato ed il 40% di Delta EasyJet. Ieri intanto si è tenuto un Consiglio dei Ministri con il Premier Giuseppe Conte, il Ministro del Tesoro Giovanni Tria e Luigi Di Maio, titolare dello sviluppo economico. Il governo ha dato via libera ad una partecipazione diretta nella compagnia tramite il MEF, che convertirà con probabilità una parte del prestito ponte erogato a condizione di un piano industriale sostenibile e rispettando le norme dell'Unione Europea sulla concorrenza. Siamo alle notizie dalla Borsa di Milano, giornata trionfale per Piazza Affari per i titoli del risparmio gestito sulle attese di un aumento significativo della raccolta a fine gennaio. FinecoBank guida la lista delle performance con un guadagno che sfiora il 5%, a ruota Azimut al più 4,17%, Banca Generali al più 4,1%, progressi superiori ai 3 punti percentuali inoltre per Prysmian e Ferragamo, mentre nel segmento Star brilla Elica al più 14,1% dopo i dati preliminari di bilancio di martedì. Il FTSE MIB a più 0,93% festeggia intanto il terzo rialzo consecutivo a ridosso di quota 20.000 superata nel corso della seduta. Sul fronte dei ribassi spiccano i bancari, UBI a meno 1,03% e BPER a meno 0,73%, nonostante il calo dello spread. Queste le ultime notizie giunte da Piazza Affari Milano. Degradato e ammutinato, esplode nell'Inter il caso Icardi. La società gli toglie la fascia e l'attaccante non va in trasferta. La peggiore punizione possibile per il più grave dei comportamenti. Delegittimare ed imbarazzare i propri compagni. Icardi non è più il capitano dell'Inter. La società lo ha degradato togliendogli la fascia che con fierezza sfoggiava da agosto del 2015. Già da stasera sul campo del Rapid Vienna in Europa League, il vessillo vestirà il braccio del portiere e compagno di squadra Samir Handanovic. Una decisione dura ma giusta e non rinviabile. Il bomber argentino paga con una illuminazione personale le esternazioni sguaiate al vetriolo della moglie e agente del giocatore Vanda Nara. La signora Icardi negli ultimi mesi si è scatenata con attacchi lanciati via social e dal programma Tiki Taka di cui è ospite fissa. Il rinnovo del contratto e l'aumento mai arrivati sono stati il pretesto per prendersela con tutti, attaccando la società, poi l'allenatore e i compagni. Lo strappo non è ricucibile tra lo spogliatoio e l'ex capitano. Icardi non era riconosciuto un leader, non si comportava come tale, non ha mai avuto la statura del passato come Facchetti, Picchi, Mazzola, Bergomi e infine Zanetti, per citarne alcuni. Soprattutto non ha avuto il coraggio di parlare apertamente allo spogliatoio e prendere le distanze dalle uscite fuori luogo della moglie, che ha attaccato praticamente via via tutti. Ieri è stato un mezzogiorno di fuoco da Piano Gentile. Il bomber è stato spogliato della fascia da capitano dal direttore generale Marotta dopo l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per Vienna, dove stasera, in un clima surreale, i nerazzurri giocano l'andata dei 16esimi di finale contro il Rapid. Icardi non ci sarà, non convocato. Probabile che il giocatore sarà esonerato anche per la prossima partita in campionato contro la Samp, in attesa di decisioni che porteranno quasi certamente alla separazione alla fine di questa stagione. Cari amici, siamo in chiusura del nostro appuntamento odierno. Ringraziando naturalmente per la cortese attenzione, vi rimandiamo alle prossime news. Ora la linea al meteo. Da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buona giornata. Salve amici del Centromet italiano. La presenza dell'anticiclone mantiene generalmente asciutto il tempo sull'Italia. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 14 febbraio. Al mattino ampi spazi di sereno alternati a qualche nube da nord a sud, con tempo generalmente asciutto così come al pomeriggio, con solo qualche addensamento man mano più compatto, specie sulle regioni centro-meridionali. In serata e in nottata ancora condizioni di generale stabilità, con ampie schiarite al centro-nord, locali precipitazioni solamente tra Puglia e Basilicata.
Dando uno sguardo alle temperature, sia le minime che le massime tenderanno ad aumentare su tutta la penisola. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.